Grazie con Marco Zecchinel che è presidente di Confapi Venezia. Dunque le chiedo subito un commento sul decreto legge con il cronoprogramma di tutte le riaperture. Cosa, insomma, che sensazione avete anche lei come imprenditore, ma insomma anche come presidente di Confapi? Che idea si è fatto? Allora, ovviamente come categoria economica apprezziamo le indicazioni che sono state diciamo, approvate con questo decreto legge che presumibilmente entrerà in vigore domani. Diciamo che vi è un segnale estremamente positivo in merito alla questione relativa al coprifuoco, cioè il fatto che si passi dalle ore 22 che costituivano per la ristorazione un grave limite operativo alle ore 23, questo diciamo, consente un esercizio più agile delle attività di ristorazione. Allo stesso modo, altrettanto importante, riteniamo il fatto che si vada alla mezzanotte per il 7 di giugno e che comunque si sia già previsto che a partire dal 21 di giugno non ci siano più limitazioni relative al cosiddetto coprifuoco. Sospiro di sollievo. Questo è un dato molto importante perché in prima battuta si era detto e si era parlato del 31 di luglio. Questo ovviamente come imprenditori ci ha fatto un po' riflettere perché imputavamo al precedente governo di fare delle dichiarazioni, approvare dei regolamenti e poi tornare indietro. Purtroppo percorriamo un po' la stessa strada e purtroppo il turismo ne fa le spese. È chiaro che però si segue Zecchinel l'andamento epidemiologico e quindi anche i scienziati del Comitato Tecnico Scientifico hanno poi anche dato le loro indicazioni, giusto per completezza. Ha assolutamente ragione Conforti, è ovvio che comunque fin da subito anche noi che non facciamo parte del Comitato Tecnico Scientifico avevamo ipotizzato che prevedere a 3 mesi di distanza un coprifuoco così limitante ci sembrava diciamo, una scelta un po' improvvida. Insomma. Chiaro. Quindi registriamo questo. Senta, che sentore avete anche per questo 2021? Perché insomma da più parti c'è anche così una veduta abbastanza diversa. Voi come insomma, allora, il nostro ufficio studi ha esaminato i dati Istat e quelli di Veneto Lavoro e abbiamo trovato diciamo, un aspetto molto interessante che dà misura dell'andamento della situazione occupazionale con le ore di CIG. Ci troviamo che nel primo trimestre abbiamo ben 57 milioni tra ore richieste ed erogate in cassa integrazione contro le quasi 7 milioni dello stesso periodo del 2020. Quindi diciamo non è ancora un quadro positivo, la situazione occupazionale non si sta ancora sbloccando. È per questo che chiediamo, e adesso è venuto finalmente il momento, misure urgenti e improrogabili di sostegno attivo alle politiche del lavoro. Quindi ancora un anno che di fatto a tinte chiaroscure lo sarà probabilmente fino alla fine del 2021. Allora, molto dipenderà da come andrà questa stagione, l'esito della campagna vaccinale è senz'altro confortante, questi provvedimenti che comunque liberalizzano dal 15 e dal 1 di giugno anche si può cenare all'interno, quindi diciamo un ritorno alla normalità, il dato epidemiologico è confortante, l'andamento delle vaccinazioni è confortanti, noi su questo siamo molto ottimisti, è qui che c'è la svolta ed è ora, e questo è il momento imprescindibile in cui la politica deve fare la sua parte con delle politiche di sostegno, ma anche, ripeto, politiche attive di sostegno del lavoro. Grazie a Marco Zecchinel. Grazie a lei. Per essere stato con noi in linea a Pordenone.